Allora, solo un po' per contestualizzare il progetto e il percorso fatto dalla Regione Veneto nel contesto appunto del progetto Plus Resilient. Come diceva Sandra prima, il progetto è cofinanziato da un programma di cooperazione transnazionale, l'Interreg Med, e è un progetto avviato ormai nel 2018 che sta volgendo verso la sua fase conclusiva. Il progetto mette insieme una partnership di 14 soggetti provenienti da 8 paesi dell'area Med e la Regione Veneto è soggetto capofila. Si tratta di una partnership ampia e variegata anche, che rispecchia l'impostazione e l'approccio della quadrupla elica dell'innovazione. Quindi tra di noi ci sono soggetti e autorità pubbliche a livello regionale e nazionale, università, centri di ricerca, centri di innovazione che operano nell'ambito degli open data e dell'innovazione sociale promossa dalle nuove tecnologie. Ci sono 2 camere di commercio, tra cui abbiamo anche la Camera di Commercio Treviso e Belluno e tutta una serie di altri soggetti impegnati nella promozione di processi, di dinamiche di innovazione sociale a diversi livelli e in diversi settori. La composizione della partnership già di per sé fa un po' capire e rispecchia l'approccio che il progetto vuole dare al suo tema a cuore, che è appunto quello dell'innovazione sociale, vista a 360 gradi, quindi che tiene conto ed è declinata in ogni suo aspetto, partendo dalla convinzione che ciascun soggetto, ciascun attore, indipendentemente dalla propria natura, possa avere un impatto sociale positivo e possa essere promotore di dinamiche e di processi di innovazione sociale. Il macro obiettivo del progetto è quindi quello di costruire, di stimolare la dimensione transnazionale di quelli che abbiamo definito cluster di attori ad alta vocazione e responsabilità sociale, attraverso la promozione di dinamiche e pratiche di innovazione sociale esistenti, ma anche generandone di nuove e facendo leva sugli strumenti offerti dalle nuove tecnologie, nonché dagli open data. Dal momento che tali cluster sono generalmente riconosciuti e codificati a livello locale, appunto il progetto si propone come primo obiettivo quello di creare delle connessioni e delle sinergie tra questi cluster per raggiungere una maggiore massa critica e quindi raggiungere la dimensione transnazionale. L'altra grande sfida che si propone Plus Resilient è quella di innescare un processo di cambiamento a livello di policy, che partendo appunto dai livelli più bassi, quindi dal livello locale e regionale, possa poi raggiungere e interessare anche le future programmazioni nazionali ed europee, o almeno per quanto riguarda l'area Med, sui temi che sono stati affrontati durante il progetto e portando alla luce e valorizzando e capitalizzando i risultati ottenuti sia a livello individuale come partner, sia a livello collettivo come partnership. Il progetto è un progetto multimodulare e la sua impostazione e il suo approccio possono essere diciamo rappresentati attraverso questa immagine dell'imbuto e dell'irrigatore. Quindi la prima fase, il modulo 1, è stata una fase di studio in cui ci siamo focalizzati sul raccogliere e scambiare conoscenze, informazioni, buone pratiche, competenze a livello della comunità Med, partendo proprio dall'esperienza diretta dei partner del progetto. La seconda fase, quindi la seconda parte dell'imbuto, è stata la fase di testing and transferring, in cui abbiamo cercato appunto di canalizzare tutto il mare di informazioni raccolte nella fase di studio e appunto di incanalarle, canalizzarle verso degli obiettivi e dei temi specifici. Ed è appunto in questa fase che ciascun partner, tra cui anche la Regione Veneto, ha portato avanti, ha ideato e
implementato delle azioni pilota, quindi delle sperimentazioni a livello regionale su determinati temi particolarmente sentiti a livello territoriale. E la fase finale, che è quella che stiamo affrontando adesso, è la fase di capitalizzazione, che corrisponde appunto all'irrigatore e consiste nella sistematizzazione delle esperienze che abbiamo portato avanti fino adesso, dei risultati raggiunti dai singoli partner e dal progetto in generale, per ricondurli e farli aderire, rientrare all'interno della cornice istituzionale delle nuove politiche. Quindi sostanzialmente l'ultima fase consiste nel seminare, nel fertilizzare il suolo con i risultati del nostro progetto per innescare e dare degli input ad un processo di cambiamento a livello di policy. La Regione Veneto, come dicevo prima, è lead partner del progetto e quindi oltre ad essersi occupata del coordinamento generale delle attività, si è vista impegnata anche a livello territoriale con un'azione pilota, una sperimentazione, che ha avuto come focus il mismatch tra la domanda e l'offerta di lavoro nel mercato del lavoro regionale. L'obiettivo principale dell'azione pilota era quello di, come dice il titolo stesso che abbiamo voluto dare alla sperimentazione, di creare un network di attori che noi abbiamo chiamato appunto comunità di pratica, mettendo l'accento sull'aspetto del mutuo apprendimento tra soggetti provenienti da ambiti diversi, quindi con prospettive e impostazioni differenti rispetto ad uno stesso tema. Metterli insieme in ottica generativa e propositiva per il futuro. Quindi abbiamo intrapreso un percorso di coprogettazione attraverso dei tavoli multi-stakeholder facilitati attraverso il ricorso a metodologie e strumenti di design strategico e collaborativo. Gli esiti di questi laboratori sono poi stati inseriti in una serie di proposte di intervento finalizzate a ridurre il mismatch delle competenze e rivolte alla Regione Veneto e agli operatori che esercitano le politiche attive per il lavoro, con l'auspicio di avere un impatto sul nuovo periodo di programmazione regionale. Il workshop di oggi si inserisce un po' in questa scia nel tentativo di trovare degli spazi e degli interstizi su cui fare leva per innescare questo processo di cambiamento e quindi affrontare il futuro e le sue nuove sfide anche attraverso i nuovi strumenti che l'Unione Europea ci mette a disposizione, come per esempio il Fondo per una transizione giusta, di cui poi parlerà più approfonditamente il dottor Mattiazzi, che sicuramente riconosce un ruolo strategico alle aziende e alle imprese nella transizione verso uno sviluppo economico appunto più giusto e più neutro dal punto di vista dell'impatto sull'ambiente e sul clima. Questo fondo quindi è uno strumento fondamentale messo in campo dall'Unione Europea per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal che aiuterà le regioni in questa transizione al fine di conseguire questo obiettivo. Appunto il fondo sostiene investimenti in settori considerati strategici come connettività digitale, energie rinnovabili, la riduzione delle emissioni, l'economia circolare, ma anche ambiti quali la riqualificazione dei lavoratori. Quindi da ciò possiamo anche un po' capire quale sia la valenza di questo aggettivo giusta attribuito alla transizione, quindi una valenza plurale che ricomprende sia gli aspetti meramente economici e ambientali dello sviluppo, ma che tiene conto e non dimentica neanche una dimensione più sociale legata all'inclusione attiva dei lavoratori, delle persone in cerca di lavoro, la loro riqualificazione e i nuovi fabbisogni di competenze per il mercato del lavoro del futuro, anche alla luce di questa transizione. Quindi oggi cercheremo un po' di ragionare su questi temi, sul ruolo che le imprese e le aziende hanno alla luce di queste sfide. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.